Una gara 2 giù di tono ha costretto gli Orogranata ad arrendersi all'avversario sul parquet del Palasport Tagliercio e così Sassari ha vinto 66-80. Ha impattato in maniera molto dura, tutti gli uno contro uno, cercando di avvicinarsi a canestro, ma in generale ha avuto più energia nel giocare tutte le situazioni di uno contro uno e anche di rimbalzo offensivo, soprattutto i primi due quarti. Noi abbiamo fatto una partita quasi sempre a rincorrere, tranne forse fino al 17esimo, 16esimo, non mi ricordo bene. Quindi Sassari non c'è dubbio, ha vinto con merito, una partita che poi nel terzo quarto abbiamo provato a ricucire tornando fino a -7, devo dire con più quintetti diciamo piccoli, cercando di mischiare un po' le carte in difesa, ma non mai con aver segnato un canestro che ci potesse veramente riaprire la partita. Ora bisogna pensare a gara 3 e gara 4. Adesso siamo 1-1, la serie è sempre molto lunga, adesso ci spostiamo a Sassari, dovremo cercare di fare delle cose diverse, provare a portarne via una, ma insomma credo che la serie cambi poco. Io sul fattore campo sinceramente l'ho sempre detto, secondo me non conta niente.